Eccoci in diretta, buona giornata, prima edizione di Antenna 3, anche oggi tanta cronaca e tanti temi che affronteremo. Vi ricordo che poi dalle 13:30 saremo in diretta con gli specialisti dell'ULSS 2 per parlare di malattie genetiche del rene, ma prima di iniziare con i nostri servizi e i nostri collegamenti dal territorio vi sottopongo quello che è il sondaggio che vi lanciamo oggi in vista di Ring, la nostra prima serata di politica dalle 21:15. L'Orsa JJ4 secondo voi va uccisa? Questa domanda purtroppo a cui vi chiediamo di rispondere se sì o se no, naturalmente digitando lo 0422 1626 691 nel caso affermativo, oppure per il vostro no 0422 1626 690. Domanda, dicevo, che è strettamente di attualità. Purtroppo andiamo subito sul sito del Gazzettino, che apre proprio con questa notizia. L'orsa questa notte è stata catturata insieme a 2 cuccioli poi liberati. Parliamo naturalmente, lo sapete, siamo in Trentino, dell'orsa che ha aggredito e ucciso il runner 26enne Andrea Papi. Il presidente della provincia autonoma Fugatti ha detto poco fa in diretta che ci sono altri 2 esemplari pericolosi e ha aggiunto: attendiamo il TAR per l'abbattimento. Sapete che c'era la sospensiva del Tribunale amministrativo regionale rispetto a questo tema. Dovrà entrare nel merito e affrontare la problematica se autorizzare o meno l'abbattimento di questo animale, e sappiamo anche che c'era stata anche una lettera della mamma del runner ucciso che aveva detto: abbattere l'orsa non mi ridarà indietro mio figlio, la colpa non è sua. Si vedrà come verrà gestita questa dolorosa vicenda con questo nuovo capitolo. Quindi continuate naturalmente a chiamare e a rispondere al nostro sondaggio. Noi andiamo avanti con la cronaca di questa giornata, perché ci sono molti temi che vi proporremo e anche che approfondiremo oggi, anche fatti di cronaca naturalmente delle ore scorse. Allora andiamo nel Padovano con le prime notizie, con la vicenda di un 32enne che rubò la pistola a un carabiniere ed esplose un colpo in strada. Ecco, è fuggito dal ricovero in ospedale psichiatrico, ma è stato nuovamente rintracciato e arrestato. È evaso dal reparto di psichiatria, dove era ai domiciliari, per aver sottratto una pistola ad un carabiniere intervenuto per sedare una lite e aveva sparato un colpo in aria. Un 32enne padovano, dopo essere riuscito a scappare dall'ospedale, è stato rintracciato e questa volta portato in carcere al Due Palazzi. L'uomo, lo scorso 26 marzo, era stato protagonista di una domenica ad alta tensione in via Goito a Padova. In mezzo alla strada aveva iniziato a litigare furiosamente con la sua fidanzata, intralciando il traffico e provocando anche un tamponamento. Sul posto erano intervenuti i carabinieri allertati dagli automobilisti, ma durante la fuga e la colluttazione il 32enne era riuscito a sottrarre la pistola al militare e ad esplodere un colpo in direzione del fiume, per fortuna senza ferire nessuno. Alla fine i carabinieri erano riusciti a mobilizzarlo con il taser. L'uomo, dopo essere evaso dal reparto di psichiatria, aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato individuato e arrestato. Visti i suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, questa volta verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ed è stato ricoverato invece in ospedale a Schiavonia l'anziano che ieri si è presentato con un'ascia negli uffici dei servizi sociali del comune di Este. L'episodio purtroppo pare non essere il primo nella storia di questo pensionato. Qualche mese fa aveva aggredito la sorella e le aveva rotto una finestra di casa. Ieri invece all'appuntamento con l'assistente sociale si è presentato armato di asce in forte stato di agitazione. Una situazione difficile e delicata, quella del 67enne che ieri mattina ad Este ha creato il panico all'esterno della sede dei servizi sociali del comune, dove è arrivato brandendo un'arma. L'uomo, conosciuto dagli operatori per problemi di dipendenza da alcol e utilizzo di farmaci per problemi di fragilità psicologica, voleva dei soldi. I dipendenti comunali hanno bloccato le porte e non lo hanno fatto entrare e così hanno evitato che la situazione degenerasse. I carabinieri arrivati sul posto sono riusciti a calmarlo, tanto che alla fine l'anziano è salito di sua spontanea volontà nell'ambulanza che lo ha portato in ospedale a Schiavonia per un ricovero in psichiatria. Testimone oculare di quei momenti concitati il sindaco di Este, che stava arrivando in municipio. Non è un delinquente, non è un malfattore, si tratta di una persona che insomma, per questioni mediche vive con frequenza alcuni stati di alterazione molto forti. Questa mattina lo stato di alterazione era particolarmente grave, insomma,
però insomma ecco, più che un pericolo reale o un panico vero, insomma è stata una situazione insomma assolutamente ben gestita dalla nostra polizia locale e dall'Arma dei Carabinieri. Visti i precedenti e la situazione delicata dell'anziano, si dovrà presto decidere un percorso di aiuto e sostegno del pensionato. Al momento è stato escluso il trattamento sanitario obbligatorio. E ora torniamo invece sulla vicenda della giovane consigliera comunale di Susegana che è scampata a uno stupro mentre era in vacanza a Malta, ha denunciato l'aggressore e ora le autorità della Valletta lo stanno cercando. Non appena ho aperto la porta, questa persona qui mi ha buttata nel mio letto, salita sopra, ha iniziato a toccarmi, mi ha tappato, proprio ha preso la sua mano, mi ha tappato perché io chiaramente ho iniziato a urlare e niente, per fortuna la porta era aperta e sì, niente, il portiere di notte mi ha salvata. Sono istanti drammatici quelli vissuti da Lara Ali Shahin, 32enne insegnante al liceo Marconi di Conegliano e consigliera comunale a Susegana. Dall'aeroporto di Malta, poco prima di imbarcarsi per far rientro in Italia, racconta di essere scampata sabato notte a una violenza sessuale in albergo alla Valletta, dove la sera del suo arrivo è stata seguita da un 35enne che insieme ad altri giovani aveva incontrato in un pub. Non c'è stato modo di dissuaderlo, spiega. E lì chiaramente io ero presa dal panico e ho avuto difficoltà anche a reagire, mi sono proprio resa conto che non ho saputo come difendermi, ecco, e sicuramente dovrò frequentare un corso di autodifesa, ecco, perché è stato veramente forte quello che sì, mi è successo. L'uomo è stato messo in fuga, ma le telecamere di videosorveglianza di pub e albergo l'hanno ripreso. Lì per lì Lara ha esitato a sporgere denuncia per tutte le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, poi ha deciso di procedere. Ci ho pensato un po', mi sono presa il mio tempo, poi ho detto no, devo andare ed ho denunciato la domenica. Questa esperienza qua sicuramente mi aiuterà anche a dar meno confidenza, ecco, e ad essere un po' più prevenuta sugli incontri della nostra vita, ecco. Ora andiamo da Daniela Sizia che è con Nicoletta Rizzetto per parlarci di un incidente che poteva avere gravissime conseguenze. Chiedo alla regia, prima di andare da Daniela, di mostrare la foto proprio dell'episodio accaduto questa mattina presto. Siamo lungo la Castellana a Treviso, poco distante dal comando dei Vigili del Fuoco, dove un motociclista è finito contro la sbarra del passaggio a livello che vedete alle spalle degli operatori che stanno soccorrendo il malcapitato e ferendosi purtroppo, finendo contro questa sbarra. Adesso Daniela, che vedo già insieme al comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, ci dirà, magari ci aggiornerà sulle condizioni di questa persona, e possiamo immaginare che anche il traffico abbia avuto delle conseguenze. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Dunque qua purtroppo l'ennesimo incidente stradale è avvenuto questa mattina. Noi siamo qui, ma l'incidente è avvenuto lì alle sbarre, uno scooter guidato da un 68enne di Treviso, probabilmente è passato quando le sbarre si stavano ancora abbassando, ha colpito la seconda sbarra, poi è caduto. Ma lo guardate, 150 metri, lo scooter è arrivato fino qui, ha sbattuto contro quei bidoni lì e poi ha terminato la corsa qua. Sono in compagnia del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Comandante, lo avete rilevato voi, purtroppo l'ennesimo incidente stradale. E fra l'altro non è la prima volta che insomma, automobilisti ma anche ciclisti o scooteristi passano proprio con le sbarre che si stanno abbassando. Sì, fortunatamente non stiamo parlando di un incidente mortale, ma vista anche l'età
del signore che è stato coinvolto in questo incidente, che ha creato da solo questo incidente, oggi potevamo parlare purtroppo di un ennesimo incidente mortale. È una pratica che gli agenti mi riferiscono essere molto frequente, di persone che malgrado vedano le sbarre che si stiano abbassando continuano a passare, in violazione ovviamente di quello che è il codice della strada. Sappiamo che è un comportamento sanzionabile dal codice della strada con una sanzione di 167 euro. Sanzionabile e pericoloso, perché comandante, abbiamo visto 150 metri, poteva anche incontrare una macchina che veniva insomma nel senso giusto di marcia e rischiando di impattare contro l'auto. Per l'appunto era quello che dicevo, nel senso che le cause sono ancora al vaglio della pattuglia che è intervenuta, però le conseguenze potevano essere sicuramente molto più gravi. Purtroppo sì, c'è una sequela continua di incidenti stradali. Anche domenica scorsa di pomeriggio, nel giro di un'ora, si sono verificati ben 4 incidenti nel giro di veramente pochissimo tempo, e 2 di questi incidenti per motivi dettati sicuramente causati dalla distrazione, con fuoriuscite autonome. Questo significa che i conducenti stavano facendo tutt'altro che condurre in modo consapevole e serio il proprio veicolo. Quindi ancora una volta ribadiamo l'importanza di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche normali e soprattutto concentrarsi nella guida. Ecco comandante, purtroppo tante le iniziative che si fanno proprio per arginare questo fenomeno degli incidenti stradali. Noi sappiamo la Marca essere insomma una delle province con più incidenti stradali gravi, anche mortali. Iniziative, cosa deve cambiare? Anche la cultura, non si capisce, nel senso che più si parla ma più c'è la distrazione, più si usa il cellulare o si mette alla guida magari in stato non alterato, non uno stato insomma ottimale. Tant'è che proprio inizieremo, ed è una delle iniziative per rispondere anche alla sua domanda, alcune iniziative che faremo proprio, che abbiamo già iniziato ma potenzieremo nelle prossime settimane, il controllo del tasso alcolico durante il giorno. Diamo per scontato che il tasso alcolico venga violato solamente nelle ore serali o notturne, invece non è vero, perché molti incidenti avvengono anche perché i conducenti durante il giorno bevono e poi si mettono alla guida, quindi potenzieremo ulteriormente i controlli anche da questo punto di vista. Soprattutto adesso che ci sono ancora dei ponti come quello del 25 aprile che è ormai prossimo. Sì, non solo legato ai ponti, ma diciamo che purtroppo è una pratica che avviene quotidianamente, per cui i controlli non devono essere solo rafforzati durante anche un'altra pattuglia della polizia locale che pattuglia il territorio, non solo durante le festività, ma devono essere controlli quotidiani, quindi non solo legati a determinate occasioni festive. Il 68enne è stato portato a Treviso in prognosi riservata, è gravissima, comunque le sue condizioni sono davvero gravi. Speriamo insomma che si risolva, comandante, e da Treviso è tutto, la linea nuovamente allo studio. Grazie Daniele Nicoletta, grazie al comandante Gallo, sempre puntuale. Allora gli automobilisti sono avvisati, quantomeno quelli trevigiani o chi transita, controlli, lo abbiamo sentito, anche diurni, anti-alcol alla guida, anti-abuso di alcol alla guida. Ora andiamo a Casale perché rimane in prognosi riservata ma è in lieve miglioramento, e questa è davvero una notizia che abbiamo piacere di dare, il 14enne che è precipitato dal tetto del capannone dell'ex Fofano proprio a Casale, a 2 passi da casa. Un volo da un'altezza di quasi 15 metri. Il ragazzo, che è precipitato da un capannone in disuso, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, secondo i sanitari avrebbe registrato un lieve miglioramento. Intanto è stato aperto un fascicolo senza indagati e senza reato, un atto dovuto. I ragazzi erano saliti sul tetto per fare delle foto forse al tramonto, una bravata che è costata cara ad uno di loro. Il lucernario non ha retto ed il giovane è precipitato al suolo. Lo studente, al primo anno dell'ITIS Fermi, aveva detto ai genitori che sarebbe andato alla sagra paesana, forse alle giostre. I 3 amici ci sono anche andati, ma poi hanno pensato bene di salire sul tetto del capannone recintato con tanto di lucchetto. Poi la drammatica caduta. E diamo insieme un'occhiata al sito del Corriere del Veneto che ci porta al processo in corso a Verona per la vincita di un gratta e vinci da 2 milioni di euro che questo piastrellista super fortunato si è tenuto, ma ci sono i colleghi che lo accusano in aula. Era stato acquistato in società il gratta e vinci, ecco come ci ha traditi. C'era un patto, è stato un errore fidarci di lui.
e qui lo hanno denunciato e siamo a processo addirittura. Gelo sul centro per i rimpatri da aprire in Veneto, mancano spazi e risorse, è un tema questo che vi riproporremo anche per quanto riguarda le decisioni, la proposta del governo di togliere la protezione speciale per i richiedenti asilo sul territorio. Treviso, il disabile accoltella la psicologa durante un corso, mi aveva rimproverato. È una notizia che vi abbiamo dato prontamente ieri, davvero pochi minuti dopo l'accaduto da Zero Branco con la nostra Daniela Sizia, che poi ci aggiornerà anche su questo caso. E tra poco Ilaria Marchiori si collegherà con noi per gli aggiornamenti su un'altra vicenda che fa discutere, ha fatto impressione. Volantini contro i preti, il patriarca di Venezia in aula ha fatto una rivelazione, sospeso un parroco, ha raccontato che si spogliava insieme ai ragazzini in canonica, un fatto che riguarda la città di Venezia e che il patriarca Moraglia ha raccontato in aula. Fin qui la cronaca che riporta il Corriere del Veneto. Noi adesso andiamo a Creazzo perché dovrà rispondere del reato di rapina impropria un pregiudicato che è stato arrestato proprio ieri a Creazzo nel Vicentino dopo aver sottratto generi alimentari da un supermercato. Creazzo, un italiano di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno dopo aver asportato da un supermercato generi alimentari per un valore commerciale di 213 euro. L'uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali, ha tentato di fuggire dall'esercizio commerciale attraverso una porta d'emergenza, azionando la maniglia antipanico. Tuttavia, avendo fatto scattare l'allarme automatico, si è trovato di fronte alle due guardie giurate che, stazionando fuori dal negozio, lo hanno subito bloccato. Inutili le reazioni e i colpi inferti dal pregiudicato, che è stato trattenuto fino all'arrivo dei militari che lo hanno portato in carcere a Vicenza. Il 28enne dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria per il reato di rapina impropria. Ora nel bellunese, perché sono gravi ma non tali da rappresentare un pericolo imminente di vita, le condizioni di salute di Nicola Boschello, il 47enne di Feltre che, lo ricordate sicuramente, è rimasto ferito nell'esplosione degli scorsi giorni nel suo appartamento saturo di gas. Si trova ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova e in via Fusaro i residenti sono ancora sotto shock. È stata una notte lunga, vissuta e sofferta, perché quello che mi ha colpito di più è stata la famiglia che stava sotto, che è stata praticamente i bambini che uscivano urlando in braccio a mamma e papà, e la più grande mi ha consegnato il cagnolino perché il cagnolino ha spaurito. Loredana De Boni è stata fra le prime ad uscire di casa dopo la violenta deflagrazione che sabato notte ha devastato l'ultima porzione del residence Corte dei Fiori in via Fusaro a Feltre. La donna è ancora sotto shock. E adesso il minimo rumore salti, che mi hanno detto che è normale, ma non solo per me, anche tutto il mio vicinato. Assistito il ragazzo che adesso è a Padova, nel senso vicino alla barella, e lui continuava a ripetere la stessa cosa. Ho acceso la sigaretta, è esploso tutto. Nicola Boschello, 47 anni, non sarebbe in pericolo di vita, pur se sono gravi le sue condizioni di salute. L'uomo si trova ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova con ferite sul 20% del corpo, dorso, volto e arti superiori. Un miracolo per lui e un miracolo che la tragedia non abbia causato feriti, specie fra i componenti della famiglia di 6 persone che abitava al piano terra della palazzina. Ho visto il disastro qua fuori e ho visto un mio caro amico lì fuori che chiedeva aiuto. Casa mia fortunatamente non ha avuto particolari problemi, a differenza delle persone qua di fianco. Ecco quello che resta della palazzina dove si è verificata l'esplosione sabato all'1 di notte. Sono stati posti dei teloni a protezione dell'appartamento praticamente devastato, ma la devastazione la si può vedere anche sopra quest'auto parcheggiata. Vedete che ci sono ancora i resti dei vetri delle finestre che sono esplose a causa dello scoppio provocato dal gas. Porte blindate, vetri e scuri divelti e proiettati un centinaio di metri oltre la porzione di casa che ospitava 12 appartamenti e altrettante famiglie. Subito nei
Nei confronti delle famiglie sfollate è scattata una gara di solidarietà in attesa di una sistemazione per tutti più duratura. Le persone che noi abbiamo visto quella notte erano persone che comunque avevano perso una casa, la loro casa, i loro affetti, specialmente i bambini più piccoli che non riescono bene a capire il motivo perché succedano queste cose. E quindi anche i genitori comunque sono stati molto rassicuranti, li vedo comunque abbastanza tranquilli, ecco, noi li coccoliamo. E tutti hanno contribuito. Il lavoro che hanno fatto ieri, mi sa che erano 30-40 persone, compresi i volontari, a sistemare, perché così quello che si vede ora è un niente. Questa è la cronaca della nostra Tiziana Bolognani da Feltre, immagini che rimangono davvero impressionanti. Prima vi accennavo alle rivelazioni del patriarca Moraglia, che ha parlato del gravissimo caso di un parroco che a Venezia è stato sospeso perché si denudava con i ragazzi in canonica, una vicenda che il patriarca non ha voluto assolutamente tenere nascosta, che ha rivelato in aula. Vedo collegata per parlarci proprio di questo caso la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio così, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si è subito messo a disposizione una volta che è scoppiato il caso. Tutto risale a gennaio del 2019. Il patriarca, ieri c'è stato appunto si è tenuto il processo dei volantini del Corvo, così è stato ribattezzato, ed è stato sentito proprio il patriarca e le sue rivelazioni, che sono state a dir poco scioccanti in alcuni dei contenuti. La segnalazione, aveva detto, arrivò tra giugno e luglio del 2019. Il parroco dei Carmini, che lo ricordiamo, la parrocchia in centro storico a Venezia, teneva incontri con i ragazzi di 17 anni in canonica, dove venivano fatti denudare e si denudava lui stesso. Proprio il patriarca ha raccontato questo episodio a conclusione di questa lunga deposizione al processo. Ricordiamo che a gennaio del 2019 tutto emerse perché la città fu letteralmente tappezzata di volantini che denunciavano questi atti di pedofilia e altri comportamenti poco convenienti che venivano commessi da alcuni parroci veneziani. Nel primo di questi manifesti, che era firmato il Fra.Tino, era citato anche proprio il nome di quel parroco che si era insediato ai Carmini nel 2017, dunque 2 anni prima. Quando 6 mesi dopo il volantino arrivò la dettagliata segnalazione, il parroco ammise subito gli addebiti e il successivo processo, che si è concluso nel 2020 con la sospensione per 5 anni. Da lì il parroco ha iniziato un percorso di sedute psicologiche, una terapia vera e propria. Dopo aver scontato questa pena potrà rientrare in servizio, ma senza svolgere ruoli che comportino il contatto con i ragazzi, dunque neppure il parroco, quindi sarà da capire con che ruolo. Tra l'altro il patriarca ha anche ricordato che quando i genitori furono informati dissero che volevano la segretezza assoluta, dunque questo proprio per evidentemente non far scoppiare il caso pubblicamente, anche attraverso il nostro lavoro, il lavoro della stampa, ma che fosse tutto fatto in sede processuale. Queste sono le ultime dichiarazioni che sono emerse, proprio queste del patriarca. Tra l'altro noi poco fa abbiamo incontrato per un'altra questione il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a cui ho proprio chiesto un commento sulla vicenda. Non ha voluto entrare nel merito, però ha espresso la sua solidarietà proprio al patriarca Moraglia, che suo malgrado si è trovato investito da questa vicenda e che ha dovuto seguire subito passo passo, e su cui, come dicevamo, si è messo immediatamente a disposizione non solo dei parrocchiani, non solo della città, ma anche proprio della giustizia. Quindi non ci resta che capire come finirà, come evolverà questo processo, che cosa ne sarà anche di questo parroco, o se emergeranno eventuali altre notizie su questa vicenda e su altri parroci. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio.
Grazie per questo aggiornamento, Ilaria. Noi andiamo a Conegliano con una notizia da poco arrivata, perché ci sono stati dei controlli amministrativi della Polizia di Stato insieme alla locale e ai Vigili del Fuoco, e il questore di Treviso, Manuela De Bernardina, ha emesso un provvedimento di chiusura per un noto locale notturno di Conegliano. Prevede l'inattività del locale per 10 giorni a decorrere dal 10 di aprile, chiuso al pubblico con contestuale sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Ci sono stati appunto dei controlli notturni interforze nello scorso fine settimana. Contestate l'esercizio pubblico, sito in via Cadivilla, varie irregolarità, in particolare violazioni in materia di sicurezza e relative alla cartellonistica. Veniva accertato lo svolgimento di un intrattenimento musicale danzante aperto al pubblico con circa 500 persone senza autorizzazioni di pubblica sicurezza, oltre all'accertamento dei percorsi di emergenza non adeguati e privi di illuminazione. Numero di avventori, sottolineando dalla questura, notevolmente superiore rispetto alla capienza massima, e il gestore non è risultato in possesso delle necessarie licenze. Vi voglio solo aggiungere che continuano anche in zona stazione a Conegliano i controlli della Polfer insieme all'unità cinofila di Padova, ed è stato sequestrato dalle volanti del commissariato in via Cavour, vicino ad alcuni contatori sotto una rastrelliera, un panetto di hashish confezionato con la posizione del logo di Willy il Coyote, che se riesco vi mostro, perché eccolo qua, è piuttosto particolare e di sicuro non è sfuggito alla vista naturalmente della polizia e soprattutto al fiuto dei cani antidroga della polizia. Adesso andiamo a parlare di un grave furto ai danni di un'azienda agricola, si chiama Villa Rosa, siamo a Sant'Andrea di Barbarana nel Trevigiano. Tutto l'incasso del Flower Festival organizzato lo scorso weekend è stato rubato scassinando la macchina, l'autovettura del titolare. Il ricavato dell'iniziativa doveva andare ad AIL, l'Associazione Italiana Leucemia, in memoria di Michela Coletto, scomparsa 3 anni fa proprio a causa di una leucemia. A segnalare l'episodio è stato il presidente del Veneto Zaia, che sui social ha parlato di atto deprecabile e lanciato allo stesso tempo un appello alla solidarietà. Partecipate numerosi all'ultimo appuntamento della manifestazione, ha chiesto il governatore, che si terrà domenica 23 aprile dalle 10 alle 18 per raccogliere nuovi fondi da donare e onorare così la memoria di Michela, ha detto Zaia. Vediamo il servizio. Ieri, ripeto, c'è stata veramente un'ondata di affetto che abbiamo ricevuto, e c'è stata veramente tanta gente che ha donato con il cuore, non solo con il portafoglio, ma con il cuore. Purtroppo poi si è conclusa con l'amaro in bocca. A fine serata, il tempo di caricare la cassa in macchina, salutare 2 persone, mi sono distratta e purtroppo l'incasso è sparito. Pochi attimi e i risultati di una giornata di solidarietà si sono volatilizzati e amareggiata Laura Coletto, titolare dell'azienda agricola Villa Rosa Sant'Andrea di Barbarana e sorella di Michela, morta 3 anni fa per una leucemia. Quel Flower Festival, in un trionfo di tulipani, era dedicato a lei e alla raccolta fondi per l'AIL. Una donna meravigliosa che ha trasmesso a tutti il senso vero del volontariato. E una delle sue particolarità era il sorriso, che a noi ogni tanto manca, ma quando pensiamo a lei poi ci facciamo forza e ritorna. Un atto deprecabile, lo ha definito lo stesso presidente della regione del Veneto Luca Zaia sui social, mentre Laura fa appello alle coscienze di chi una coscienza forse non ce l'ha. Chi ha visto, chi ha partecipato al fatto, chi l'ha compiuto. Provate a pensare che i soldi raccolti non servono a curare e non ad arricchire le tasche di qualcuno. Pensate al gesto che avete fatto e se avete un po' di cuore restituite. L'iniziativa di solidarietà torna anche domenica prossima, protagonista un fiore che più di tutti rappresenta un legame senza fine. Il tulipano sboccia, sfiorisce, ma se poi curato i suoi bulbi rifioriscono l'anno successivo, e quindi è una vita che continua, e quindi è un po' anche
Forse è la vita di Michela che continua e dall'alto ci guarda. Questa è dunque la lettura che danno le volontarie, giustamente, e chi ha collaborato a questa iniziativa, e speriamo che l'appello a donare nuovamente venga raccolto. Adesso parliamo di un altro furto di tutt'altro genere, perché c'è stata l'ennesima razzia di piantine di vite di tipo glera. Dopo il colpo della settimana scorsa a Montebelluna, stavolta i ladri sono entrati in azione a Maser. A pochi giorni dal furto di quasi 2000 piantine di vite tipologia glera dall'azienda agricola Martignago di Montebelluna, nuovo colpo dei ladri, stavolta a Maser. La scorsa notte i movimenti si sono introdotti nel terreno agricolo di un imprenditore in via Caldiriese e, come a Montebelluna, anche qui hanno asportato circa 1500 piantine di vite, sempre tipo glera, regolarmente registrate. Consistente il danno economico, considerando che una barbatella costa circa 3,50 €. Il valore complessivo del furto potrebbe aggirarsi dunque intorno ai 6.000 euro. I carabinieri di Cornuda sono al lavoro per risalire i responsabili. Si moltiplicano i colpi come quelli all'azienda Martignago e a Maser in una stagione poi particolare come questa, dove la domanda è tanta rispetto ad un'offerta ridotta e condizionata dalla situazione meteorologica, che ha portato quest'anno, come l'anno scorso, il costo delle piantine a lievitare. Furti sempre più frequenti e sempre più impattanti sotto l'aspetto economico, al punto che molti imprenditori agricoli hanno valutato la possibilità di tutelarsi con un'assicurazione. Quello che possiamo dire è che purtroppo non si riesce nemmeno ad assicurarsi, perché so diversi agricoltori che hanno, proprio per riuscire a dormire anche sonni tranquilli, speravano di poter sfruttare questa arma dell'assicurazione, purtroppo però non era prevista. E quindi ci troviamo, per chi ovviamente mette a dimora un nuovo vigneto con un numero magari importante di barbatelle piantate all'aria aperta, magari senza recinzione, senza particolari diciamo dissuasori di sicurezza, si trova veramente ad avere parecchia angoscia. Ma furti di questo genere comportano ulteriori problematiche. Il vero problema, poi mi permetta, è anche quello di dire non le ho più e forse non riuscirò neanche a trovarle, perché c'è proprio anche una carenza di barbatelle, di materia prima, e quindi generalmente si prenotano per tempo, quindi veramente il danno è duplice. Adesso noi ci fermiamo con Renato Capoia e Francesca Pezzo, che sono in regia, per qualche istante di pubblicità, e torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati. Tanti collegamenti e tanta la cronaca, dicevamo oggi. Abbiamo accennato poco fa al tema migranti, alle politiche del governo e all'obiettivo di togliere la protezione speciale per la concessione di permessi di soggiorno ai migranti. La nostra redazione di Bassano del Grappa ha realizzato un'inchiesta tra i cittadini per capire cosa ne pensano. Vediamo. Parlano di togliere la protezione speciale per chi arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno. Lei che cosa ne pensa? È giusto irrigidire i protocolli? Da una parte questa parte umana ci starebbe, però tutte queste persone che vengono e che non hanno un'assistenza adeguata è un po' un problema grosso, dico la verità. È troppa roba. C'è troppa roba lì che non va bene, perché i migranti bisogna dargli una regolamentazione, ma non sulle persone, bisogna fare una regolamentazione a monte con gli stati, con i governi. Quindi quello che stanno facendo in Africa va bene. Le cose che accadono qui sono solo politica interna di bassa lega. Cercare di regolarizzare un po' di più, diciamo, penso proprio di sì, insomma, non credo che faccia bene. Adesso io non so benissimo come sono queste regole che stanno imponendo, però credo che forse un po' di legislazione in questo senso sia necessaria, insomma. No, sono assolutamente contraria a porre quel tipo di limiti. C'è ben altro da fare sulla faccenda dei migranti. Secondo lei che cosa? Intanto assolutamente trovare un modo con l'Europa di fare qualcosa insieme, di destinarli, perché sembra che il terrore sia l'invasione di questa gente che arriva, ma di certo non è così. Ma l'Europa, secondo lei, non le sembra che ogni tanto faccia orecchie da mercante su questo tema? Purtroppo sì. Io penso proprio di sì, perché dopo 20 anni
libero accesso a tutti non si può fare. Ci vuole un regolamento che l'Europa non ci è mai venuta incontro a stabilire certe cose che si può fare. Se ce lo possiamo permettere va bene anche ai migranti, se non ce lo possiamo permettere è inutile che arrivino. Ok? Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno. Questa è dunque l'opinione dei bassanesi. Adesso andiamo subito in diretta con Valentina Visentin da Padova, perché ieri è stato il click day per il nuovo bonus trasporti, ma a Padova ci sono stati alcuni problemi. Adesso andiamo a vedere invece come va oggi. A te la linea, Valentina, buongiorno. Buongiorno da Padova, siamo alla stazione davanti alla biglietteria di Bus Italia. Dopo la falsa partenza di ieri sembra invece essere tutto regolare oggi per la richiesta del bonus trasporti, 60 euro messi a disposizione dal governo a sostegno di lavoratori, studenti e di chi usufruisce dei mezzi di trasporto pubblico. Ieri Bus Italia, era impossibile selezionare Bus Italia e quindi tante persone erano venute qui per richiedere il bonus, ma sono state rimandate a casa senza averlo ottenuto. Oggi invece la fila è molto più contenuta e anche fila via scorrevole, non solo qui ma anche in via Rismondo nell'altra biglietteria. Proviamo a chiedere a qualcuno che è in fila come mai chiede il bonus trasporti. Questa ragazza, sei in fila da un po'? Adesso in realtà qualche minuto in più, però 5 minuti non è troppo. Come mai oggi hai chiesto il bonus, vuoi chiedere il bonus trasporti? Perché vado all'università, quindi mi agevola con gli spostamenti in autobus e comunque anche il prezzo scende di un po'. Ieri qualche problema, oggi sta filando tutto liscio. Sì, tutto a posto. Bene, grazie mille. La lasciamo che deve appunto tenere la coda per ottenere il bonus trasporti dopo la falsa partenza di ieri con code molto lunghe che si erano registrate non solo qui in stazione ma anche in via Rismondo, dove c'è l'altra biglietteria di Bus Italia. Sembra filare via liscio tutto quanto, tutte le code. Il bonus trasporti può essere richiesto da studenti e lavoratori, da chi ha un ISEE che non supera i 20.000 euro. E anche qui a Padova, città universitaria con tanti studenti, il bonus è molto richiesto, come avete sentito. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, quindi un'opportunità in più per le famiglie e per i cittadini. Torniamo alla cronaca perché sta per concludersi con un nulla di fatto l'inchiesta sul tentativo di un 34enne di assoldare sul dark web un sicario per eliminare il rivale in amore. L'accusa era quella di aver cercato di assoldare sul dark web, pagandolo in bitcoin, un killer per eliminare il fidanzato della donna di cui si era innamorato, un imprenditore di 45 anni di Conegliano. Ora la Procura della Repubblica ha deciso di chiedere l'archiviazione per il caso del 34enne di Vazzola che aveva pagato 12.000 euro in criptovalute per assoldare il sicario, venendo evidentemente truffato. L'uomo, a cui è riconosciuta una disabilità, non è imputabile secondo la Procura. Non sostenibile l'accusa di tentato omicidio, essendoci, secondo il magistrato, l'inidoneità a commettere il reato. Il tentativo di incaricare un killer del delitto era stato intercettato dall'FBI americana, che aveva allertato la polizia italiana. Da lì l'inchiesta destinata ora a chiudersi con l'archiviazione. Eccoci di nuovo. Allora, abbiamo il nostro primo ospite di questa giornata. Saluto e ringrazio, lo vedo collegato. Buongiorno. Domenico Baldasso, presidente della comunità Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi. L'abbiamo invitata, l'abbiamo chiesto di essere nostro ospite oggi perché come associazione di categoria, come Confartigianato, avete promosso un'iniziativa specifica sulla cybercriminalità di fatto, la cyberguerra e le imprese addirittura, perché il tema della sicurezza informatica in un'epoca di digitalizzazione, lo ha definito anche il presidente di Confartigianato Treviso, Oscar Bernardi, è cruciale. Allora le chiedo, visto che lei è appunto presidente di quella che è poi l'ala dell'associazione che si occupa nello specifico di questo, qual è la situazione e cosa si può fare per affrontare il tema della cyber security? Sì, allora il tema della cyber security fino a qualche anno fa era appannaggio, diciamo, soltanto di alcune realtà. C'erano questi hacker che sembravano nascosti in scantinati e che quindi conducevano questi attacchi.
Oggi negli ultimi anni gli attacchi hacker si sono trasformati in qualcosa di strutturato, ci sono delle strutture dietro, molte volte vengono utilizzati dei cosiddetti bot, quindi sono dei sistemi che vanno a scansionare e a sniffare le reti, perciò qualsiasi azienda può essere soggetta ad un attacco. Per questo è molto importante sia il tema della formazione presso gli utenti, perché ormai tutti siamo connessi, tutti utilizziamo dispositivi digitali, e anche poi strutturarsi, accertarsi innanzitutto che la propria struttura sia idonea, quindi sia rispetti certi requisiti di sicurezza, e dotarsi anche di sistemi poi di contrattacco in caso di attacco. Nessuno ormai purtroppo è più al sicuro, nel senso che è una cosa molto diffusa, non servono neanche particolari motivazioni, perché appunto queste cose vengono condotte tramite dei bot. Perciò ove viene trovata una vulnerabilità, solitamente anche semplicemente a scopo magari di creare dei disagi, la struttura può essere attaccata. Quindi ormai oggi è una commodity la sicurezza in ambito informatico. È esplosa in qualche modo con la guerra in Ucraina, no? Il fatto che abbiamo visto moltiplicarsi nel mondo questo tipo di reati, ma in realtà forse perché quella guerra si combatte purtroppo anche su questi livelli, e probabilmente tutte le guerre più moderne purtroppo si combattono anche su questi livelli. Adesso è davvero un tema imprescindibile, no, Baldasso? Perché noi leggiamo dal vostro comunicato che i reati informatici sono cresciuti nell'ultimo anno addirittura del più 21,2% in Veneto e solo nella Marca Trevigiana del più 21,8%. Sì, infatti noi nella Marca siamo sopra media nazionale e in realtà addirittura c'è una crescita anche di 9 punti rilevata della Comunità Europea, ma a prescindere da questo i dati che noi abbiamo in realtà sono parziali, nel senso che difficilmente aziende che vengono attaccate per una questione anche di immagine vanno poi effettivamente molte volte a fare la denuncia, quindi i dati sono ben più significativi rispetto a quello che abbiamo di ufficiale. Per quanto riguarda il conflitto, infatti abbiamo la fortuna, insomma, domani pomeriggio di avere, partecipa il tenente colonnello Francesco Passaniti, che fa parte del COR, il Comando Operazioni in Rete, e si occupa nello specifico, diciamo, che il braccio armato digitale del Ministero della Difesa, e declinerà anche la situazione della guerra cibernetica nel conflitto proprio Ucraina-Russia. Certamente. Baldasso, le chiedo di aver pazienza un attimo perché ci dobbiamo collegare, la cronaca incombe purtroppo in questa fascia oraria, con una collega, con Daniela Sizia, che si è spostata a Zero Branco per darci degli aggiornamenti su quello che è stato il caso della psicologa che è rimasta ferita ieri in un centro che ospita anche ragazzi autistici. Eccola qui. Daniela, grazie per questo nuovo collegamento insieme a Nicoletta Rizzetto. Vedo con te il sindaco Durighetto. Sì, buongiorno Lina, buongiorno anche telespettatori. Sì, sono in compagnia del sindaco. Innanzitutto gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della psicologa, la 32enne veneziana. Sindaco, lei l'ha sentita ieri, come sta? Sì, ieri ci siamo sentiti tramite messaggio, diciamo che al di là della situazione ci ha rasserenato dicendo che comunque stava bene, che era un po' sotto shock ma comunque in ripresa, ecco, e quindi questo ci fa ben sperare. Ecco, fra l'altro proprio ieri pomeriggio si sono riuniti tutti gli operatori del centro per fare un po' il punto della situazione, per cercare delle soluzioni, per capire cosa si può fare, per cercare insomma di evitare questi, possiamo chiamarli incidenti, perché comunque è una persona autistica, il 26enne, che ora si trova fra l'altro in famiglia per un periodo, poi ovviamente una volta insomma che la situazione tornerà alla normalità ritornerà anche lui nel centro dove è ospitato. Sindaco, anche voi avete fatto una riunione, avete cercato di capire cosa si può fare di più? Sì, assolutamente, al di là dell'incontro che adesso gli operatori stanno facendo, dei vari incontri che gli operatori stanno facendo, perché senz'altro è una situazione un po' particolare, stiamo parlando di una struttura di eccellenza dove gli operatori sono preparatissimi, hanno un percorso scolastico e formativo che consente loro di rapportarsi con questi ragazzi, e tra l'altro è uno dei primi progetti di co-housing dove i ragazzi devono cercare di acquisire la maggiore autonomia possibile, e quindi stiamo parlando di un unicum, e purtroppo all'interno di queste situazioni ci sono delle criticità che a volte emergono e sono
dovute principalmente alla fragilità delle persone che sono ospitate. Ecco, da questo sindaco bisogna però ricostruire qualcosa. Sì, assolutamente sì, un percorso come questo, appunto dicevamo prima, di eccellenza non si può fermare di fronte a un episodio casuale, e soprattutto da qui bisogna cercare di ricostruire per evitare che episodi di questo tipo possano ripetersi, ma anche per dare la serenità e la tranquillità agli ospiti di essere accolti ancora in questa struttura. Ecco sindaco, so che avete anche parlato con l'ULSS 2, con la Paola Roma, che cosa è emerso? Sì, io già ieri mi sono sentito sia con la dottoressa Roma che col dottor Rigoli, quindi il direttore dei servizi sociali, ai quali ho chiesto di vederci qua da noi a Zero Branco presso la struttura per fare un giro per tutti assieme anche, e perché no, per rasserenare gli operatori e per cercare di trovare delle soluzioni condivise che aiutino tutti a lavorare in maniera più serena e tranquilla, e anche far capire che c'è la presenza delle istituzioni a fianco di questi operatori che, come io ho sempre detto, sono veramente dei ragazzi bravissimi, ma sono soprattutto degli operatori competenti e capaci. Ecco sindaco, un'ultima domanda. Sapevamo ieri, dicevano che insomma attualmente le attività sono state sospese e insomma chi poteva tornare in famiglia è tornato in famiglia, proprio per fare un attimo insomma un po', come si può dire, a bocce ferme, cercare di capire la situazione. Quindi attualmente insomma attività sospese, quelle che stavano facendo. Sì, c'è bisogno, dopo un momento come quello di ieri, anche un po' caotico, di ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità, un po' di pace per tutti, sia per i ragazzi che per gli operatori e per tutti quelli che attorno a questa realtà insomma lavorano e collaborano. Per cui c'era bisogno e c'è ancora bisogno di qualche giorno di ripensamento e un attimo di tranquillità, però sono già convinto e sicuro che dalla settimana prossima le attività riprenderanno alla grande, perché questa struttura dà risposta a tantissime famiglie e a tantissimi ragazzi. Ricordo tra l'altro che l'associazione che gestisce questa struttura ne gestisce altre 3 in comune di Scorzè, che quindi è qua a fianco, quindi ripeto, stiamo parlando di qualcuno che è assolutamente consapevole di come si fanno le cose e di come le cose devono essere fatte. Grazie davvero sindaco, grazie. Dunque la cosa importante è che la psicologa insomma sta meglio, ha già parlato anche con gli operatori, ha parlato con il sindaco, insomma la prognosi è comunque di 40 giorni, però insomma ecco, la notizia buona è questa. Se non hai domande in linea ti restituisco la linea. Grazie a voi per questo collegamento, grazie al sindaco nostro ospite. Torniamo a Domenico Baldasso per parlare di cyber security, perché vedo, Baldasso, che solo nel 2022, così lei ha detto, il 61% di tutti i cyberattacchi hanno avuto come obiettivo le piccole e medie imprese di tutto il mondo. Perché proprio le piccole e medie imprese? Beh, perché comunque sono delle strutture che storicamente sono meno attrezzate per l'ambito sicurezza, non hanno magari dei riferenti interni e quindi diciamo nell'immaginario collettivo è difficile essere attaccati, che un'azienda di piccola e media dimensione dica beh io non sarò mai attaccato, perché tanto si immagina appunto questo hacker che cerca di portare via dei dati. In realtà non è più così, nel senso che non c'è un'intenzionalità specifica verso un'identità aziendale, ma è una cosa diffusa, è un furto dati. Ora vengono condotti furti dati widespread, okay, a scopo anche semplicemente di creare problemi. È nato un fenomeno per esempio che ha a che fare con i challenge online, quindi diventa quasi una sfida fra hacker, okay, riuscire a bucare piuttosto che no delle infrastrutture, ci sono dei premi. Ci sono poi moltissimi bot, come dicevo prima, quindi delle strutture che vengono messe online e vanno a individuare dove ci sono le vulnerabilità ed entrano, quindi non hanno uno scopo preciso, diventa quasi una situazione fine a se stessa, e questa è una dinamica che prima non esisteva. Per questa ragione noi abbiamo avuto anche insomma, nei nostri contesti aziende anche con 2 o 3 utenti che sono state attaccate per delle vulnerabilità, per esempio nella posta elettronica. Esatto, perché possono arrivare da più parti questi attacchi, no? Sono possibili, quelli possibili sono numerosi, sono differenti. Sì, ci sono attacchi che sono appunto cosiddetti DDoS, quindi sono per bloccare per esempio l'operatività, quindi in qualche maniera ti saturo la tua possibilità di collegamento, non riesci più a collegarti. Sono attacchi che hanno invece brute force, dove vado a cercare di appropriarmi delle password. Poi ci sono attacchi invece, lato ethical hacking, che vanno, per esempio, questi sia uno scopo di lucro e quindi possono in maniera
mandano delle comunicazioni con delle mail che sembrano del fornitore dei trasporti piuttosto che agenzie per il personale, adesso va molto anche questo, quindi sembra che ti mandino dei curricula, invece in realtà sono dei sistemi che poi si aprono e possono nascere, insomma, possono nascondere dei ransomware, dei malware. Perciò ci sono varie tipologie che sfruttano o la debolezza umana, nel caso in cui magari uno appunto si fida e apre se non sa bene cosa guardare, e da qui l'importanza della formazione e della consapevolezza di quello che si sta maneggiando quotidianamente, che a volte viene sottovalutato. Dall'altra parte invece attacchi che possono anche per esempio bypassare infrastrutture reti wifi. Ormai si trovano dei device per $200 in internet dove basta mi avvicino con la macchina in infrastruttura e riesco a bucare la rete wifi e quindi entrare magari anche nel server. Quindi ci sono sia attacchi perimetrali che attacchi condotti internamente tramite appunto il cosiddetto social engineering, quindi sfruttando le vulnerabilità nelle persone. Ecco, voi avete un po' schierato le vostre contromisure con un piccolo esercito, lo definite, di 200 imprese artigiane trevigiane della vostra comunità, pronte a consigliare e aiutare gli imprenditori per prendere appunto le difese necessarie. Assolutamente, ci sono le imprese artigiane che lavorano nell'ambito ICT, ormai è un know-how molto diffuso e diciamo, è maneggiato anche molto bene per difendere, diciamo, a vari livelli le aziende. Quindi ci sono molte aziende che non hanno livelli di sicurezza anche basici o che non ne sono consapevoli, soprattutto nei servizi verso l'esterno, quindi portali web, e-commerce che adesso si sono sviluppati moltissimo post-Covid e quindi anche in quel caso lì, insomma, si trovano molte vulnerabilità, e quindi queste aziende sono in grado di dare supporto, di fare delle analisi, quindi i cosiddetti vulnerability assessment, perciò vengono fatte delle analisi sull'infrastruttura dove si vedono le vulnerabilità, qui evidentemente la struttura che ha la struttura, e poi viene fatta la formazione, vengono poste le azioni cosiddette di rimedio e di mitigazione, quindi vengono poste delle configurazioni diverse per ridurre il rischio di essere attaccati, oppure delle soluzioni più radicali di correzione dell'infrastruttura in modo da diciamo, bannare completamente il rischio, come si dice in gergo. Ecco, un ultimo passaggio. Per trattare questo tema avete organizzato per domani alle 17:30 lì in Piazza delle Istituzioni a Treviso, sede della vostra associazione, un evento dedicato proprio alle imprese nel mirino dei cybercriminali, con strategie di attacco e soprattutto di difesa per le aziende e per lo Stato. Sì, assolutamente. Lo scopo è quello di diffondere la cultura della sicurezza informatica. Noi abbiamo molto la cultura sul luogo del lavoro per quelli che sono i pericoli, diciamo, dovuti a mezzi piuttosto che a situazioni e via dicendo. Abbiamo ancora poco la cultura nell'ambito sicurezza, che ormai è diventata una cosa attuale e quotidiana, ok? Quindi con questa conferenza vogliamo sensibilizzare a vari livelli, quindi ci sarà sia l'Associazione Nazionale per la Sicurezza Informatica nella persona di Mauro Cicognini, che illustrerà un po' la situazione generale perché hanno una visione comunque a livello nazionale della situazione, e ci sarà poi Davide Tancredi che è un consulente in ambito sicurezza, che darà più una visione operativa di come funzionano anche le strutture di attacco e quindi come sono strutturate, le metodologie che utilizzano e come ci si può difendere. E poi ci sarà il tenente colonnello Francesco Passaniti, che darà invece una visione più a livello geopolitico e contestualizzerà anche nel conflitto appunto attuale Ucraina-Russia come funziona l'attacco e la difesa nell'ambito della cyber war. Benissimo, quindi anche per le imprese artigiane non è più possibile prescindere neppure da questi temi che sembravano distanti solo qualche anno fa, anni luce da noi, invece sono la stretta attualità, no? Assolutamente sì, ormai riguarda tutti noi, tutti i device che abbiamo e molto più di quello che abbiamo percezione. A volte non ce ne accorgiamo nemmeno. Esatto. Domenico Baldazzo, grazie infinite di questo contributo, presidente della comunità Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, e buon lavoro, perché mi pare che ce ne sia parecchio da fare su questo fronte. Grazie ancora. Sì, grazie a voi, saluti.
Abbiamo aperto dunque una finestra sulla cyber security, tema assolutamente importante, abbiamo detto. Vediamo se c'è, regia, qualcuno già collegato, perché abbiamo un sacco di collegamenti di colleghi che sono nel territorio. Forse non c'è ancora nessuno dei colleghi che deve intervenire, allora andiamo avanti con i servizi. Andiamo a Vicenza adesso, perché si sono svolti oggi i funerali di Matteo, l'alpinista 35enne travolto dalla valanga in Norvegia il 31 di marzo. Commozione da parte di tutta la comunità e per lui un simbolo, una pianta di ulivo con i pensieri dei suoi amici avvolti tra i rami. E allora andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra Luisa Bertini sui funerali di una delle vittime della valanga in Norvegia. Vediamo. Tra qualche secondo lo troviamo, ecco qua. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Matteo Cazzola, l'ingegnere vicentino di 35 anni che ha perso la vita a seguito della valanga in Norvegia. Comunità unita nel dolore della famiglia e nella vicinanza, testimoniata dalle parole di Don Claudio Bassotto, ex parroco a Sant'Andrea, dove Matteo aveva svolto l'attività di animatore. Matteo era veramente speciale per tanti, tantissimi. Amato, amabile, amorevole. Matteo era semplicemente un ragazzo, anzi un uomo naturale, sorridente, amante della vita e della montagna, pieno di belle passioni, bello dentro e fuori, socievole, positivo, genuino, mite, pacato, presente alla famiglia e ai amici, altruista, generoso, affidabile e tanto, tanto altro. Insomma, quando penso a una bella persona, penso a Matteo, perché era così. E così rimarrà per sempre nei nostri cuori. E commoventi le parole degli animatori che hanno raccolto i loro pensieri e i loro ricordi in bigliettini avvolti tra i ramoscelli di un ulivo. Hanno ricordato Matteo come una guida saggia e preziosa, luminoso come un faro, li conduceva a condividere le bellezze della natura come la tenerezza di un'alba in montagna. E proprio la montagna, che lui amava tanto, ha portato via il suo sorriso che qui in quartiere ricordano tutti. Il pensiero è stato rivolto anche a Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina, la seconda delle vittime travolte dalla valanga, di cui si attende ancora il rientro della salma in Italia. E sono stati in tanti a voler portare la loro testimonianza e il loro affetto in questa dolorosa cerimonia per l'addio al 35enne. Sentiamo. Ex collega e di lui ricordo tutto il pensiero che ho fatto durante il funerale, che entrava in ufficio e mi diceva: ciao Antonella, tutto bene? Direi che adesso no. Lui, spero. Lui era amabile, come hanno detto lì alla predica, era amabile, amorevole, era splendido, splendido. Si è portato via un angelo. Gentile con tutti, sempre sorridente, sempre allegro. Veramente una grande perdita. Il classico fulmine a ciel sereno è vissuta proprio come una tragedia. Purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo approfonditamente, però riporto anch'io le testimonianze che ho sentito. Lei ha fatto da babysitter a Matteo quando? In che anni? Proprio quando aveva 4 mesi fino ai 2 anni, 3, un paio d'anni. Era un bambino dolcissimo, no? È stata proprio la mia prima esperienza, adesso io sono maestra e credo anche grazie a questa esperienza con lui, che è stata magnifica. Di vicinanza alla mamma, perché penso che sia una cosa veramente struggente, un dolore veramente incalcolabile. Davvero l'avete sentito, una partecipazione commossa a questi funerali. Noi ci colleghiamo in diretta ora con la nostra Sharon Di Carlo, che è a San Martino di Lupari, dove sta avvenendo una pulizia all'insegna anche dell'inclusione. Così, Sharon?
ogni roba che ti affetti. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui a San Martino di Lupri, l'hai detto tu, una giornata dedicata all'ambiente, all'inclusione sociale, possibile grazie all'associazione Crossabili ed Etra. Sono qui con uno dei protagonisti, uno dei tantissimi protagonisti, Mattia Catapà. Buongiorno Mattia. Buongiorno a tutti voi, grazie. Com'è andata questa raccolta rifiuti? Raccontaci. Beh, è andata eccellentemente bene, cioè nel senso, nella semplicità, i ragazzi con disabilità sono stati estremamente precisi, abbiamo fatto 2 gruppi e abbiamo raccolto rifiuti per il paese, una cosa ripetibile in qualunque parte d'Italia, in qualunque posto, basta che ci sia la volontà, e sono veramente per me dei fratelli perché mi vogliono bene dell'anima, io voglio bene a loro perché dare è più bello di ricevere, e in questo momento abbiamo fatto felici i volontari, i ragazzi dei centri delle cooperative Frate, da cooperativa Amami, tutti i volontari di Campretto, i volontari di Pugliamo San Martino. Fare del bene porta bene e fa star bene, quindi non ci sono tante parole, rendiamoci utili con gesti semplici. Anche con queste bellissime bolle di sapone, io chiederei al signor Antonio, che ci teneva a dire una parola, com'è andata oggi? Mi chiamo Antonio Musinotto, faccio la cooperativa Fasi di Allenamento, è stata una bella esperienza perché Mattia qua fa tante belle cose e anche mi piace anche stare in compagnia, vedere tutto bene, mi piace ancora fare ancora attività così, è più bello e basta. Grazie mille Antonio, grazie mille. Chiederei anche a Serena, una delle tante volontarie, la vediamo qui con un sacchetto colmo di rifiuti. Cosa hai raccolto oggi? Oggi abbiamo raccolto maggiormente pezzi di plastica e mozziconi di sigarette, li trovavi un po' dappertutto e è stata un'esperienza importante, speriamo che anche ai telespettatori delle TV che ci guardano. Ti è piaciuta? La rifaresti questa esperienza? Sì, li raccomandiamo di tenere sempre l'ambiente pulito, perché più pulito è l'ambiente si vive meglio e l'aria che respiriamo è più pulita. Benissimo, grazie Serena. Ora Lina, mi sposterei con il dirigente, con il direttore generale di Etra, il signor Lenzi, buongiorno. Buongiorno. Una sinergia importante quella di quest'oggi, sono progetti importanti questi. Assolutamente sì, è un progetto importantissimo perché mettiamo insieme educazione ambientale e inclusione sociale. Mattia ha parlato molto bene dell'inclusione sociale, Serena dell'attenzione all'ambiente, quindi io mi sento solo di dire che sicuramente faremo altre 2 iniziative come questa nel nostro territorio e devo dire solo grazie a Mattia che col suo entusiasmo ci ha coinvolto in maniera veramente importante su questo. Quindi altri progetti come questo? Altri 2 sicuramente, altre 2 giornate come queste, poi stiamo studiando se fare anche altre attività, però 2 sicuramente li faremo perché riteniamo che questi 2 elementi, educazione ambientale e inclusione sociale, siano alla base del vivere civile e siano fondamentali per avere un territorio in buone condizioni. Una sinergia importante quindi. Da San Martino di Lupri è tutto, Lina, ti restituisco la linea, grazie. Per questo bellissimo progetto, poi questi collegamenti che ci aprono una finestra sui fatti che accadono poi con iniziative importanti come questa è sempre molto bella. Noi continuiamo a parlare di quello che è impegno e volontariato nel territorio con i 2 ospiti che dovrebbero essere collegati in questi minuti. Allora vediamo se ci sono. Vedo Fabio Delia, buongiorno e ben ritrovato, grazie per la pazienza. Buongiorno Fabio, che è educatore dell'associazione Sogno numero 2 di Treviso, e vediamo se si collega anche, mi dicono che sta provando a collegarsi regia ma non ha al momento risposta, via Skype 2 Gianfranco Speranza, che è presidente dell'associazione Sogno numero 2, adesso vediamo di contattarlo e capire come mai non riesce a collegarsi o magari era occupato il canale da qualcun altro. Allora, Associazione Sogno numero 2, Gianfranco ce ne parlerà tra poco, che è attiva a Treviso da un bel po' di anni, addirittura 44, e che si occupa di cosa in particolare? Fabio, buongiorno. Buongiorno, l'Associazione Sogno numero 2 è attiva da più di 40 anni nel campo delle politiche sociali e ha come protagonisti attivi la figura dell'adolescente e del preadolescente. Io nello specifico mi occupo ormai da 8 anni a questa parte di seguire tutti quelli che sono i progetti che hanno a che fare con questi protagonisti che sono i nostri cittadini del futuro.
E una cosa a cui tengo particolarmente è quella di far passare il messaggio che la progettualità nei loro confronti è in continuo divenire. Non funziona la tecnica del copia e incolla di vecchi progetti, essendo loro appunto delle persone in fieri, in divenire. La progettualità deve assecondare quelli che sono i loro bisogni e le loro esigenze, che sono sempre mutevoli. Tra l'altro non è un periodo semplice, no? Per avere a che fare, gestire, lavorare con ragazzi preadolescenti, sempre più precoci tra l'altro, e adolescenti nel post-Covid, no Fabio? Non è stato un periodo facile per quello che abbiamo tutti vissuto e hanno vissuto in particolare i ragazzi. In che senso? Nel senso che la comunicazione è stata trascurata per motivazioni esterne, e negli adolescenti tradizionalmente la comunicazione è un aspetto che va attenzionato, in quanto dobbiamo considerarli come dei soggetti attivi della nostra società. Loro hanno un mondo interiore che è bene che venga esplicitato, e questo nel progetto di Sogno numero 2 è l'intento proprio questo, quello di esplicitare, di farli esprimere anche in epoca Covid, che sembra passata da poco. Siamo riusciti a mantenere il collegamento anche tramite la distanza virtuale, permettendo loro di assaporare un minimo di realtà al di fuori della didattica a distanza. Io sono insegnante, quindi so bene quale sacrificio ha comportato per noi, ma soprattutto per loro, doversi adattare ad un qualcosa di estraneo a loro. La comunicazione va tutelata negli adolescenti e va loro insegnata, perché devono saper essere consapevoli di questa ricchezza che loro hanno dentro, e devono saper dare un nome ai loro pensieri, alle loro emozioni, devono sviluppare quello che poi chi parla bene chiama senso critico, devono essere consapevoli del fatto che possano operare delle scelte in maniera autonoma, perché altrimenti sceglierà qualcun altro per loro, e questo non è bene. Esatto, quindi in qualche maniera renderli anche responsabili delle scelte che compiono. Senta, lei che lavora da tempo dunque con i ragazzi, come è cambiato magari anche il rapporto con le famiglie da parte vostra? La scuola e la famiglia sono i due mondi che i nostri adolescenti vivono di più, nel senso che prima i genitori e poi gli insegnanti, ma anche gli educatori e nella fattispecie i volontari che si rapportano con loro, sono i protagonisti delle loro vite, che sono vite non ancora adulte, ma che si affacciano sull'età adulta. Per questo l'autonomia va loro insegnata. Spesso i ragazzi subiscono scelte, i genitori non si scelgono, gli insegnanti tanto meno, e quindi devono far fronte a dei cambiamenti che sono continui. Le regole sono importanti. Io ho cercato sempre nel mio percorso come professionista e come volontario di insegnare loro questo, che una società anarchica è bella quasi solo forse in teoria, ma non può funzionare nel mondo di oggi. Quindi le regole vanno presentate, sono necessarie, ma non vanno mai imposte, non vanno mai impartite in maniera verticale, come succedeva nella scuola e nel mondo antico, pre-sessantottino. Non c'è più la figura vincente del genitore dittatore o dell'insegnante dittatore. Le regole sono necessarie, ma vanno loro spiegate, altrimenti non vengono apprese, non vengono rispettate, perché non vengono capite. E anche la loro libertà di pensiero e di espressione, che va tutelata in tutti gli individui, ma specialmente in loro che sono individui infieri, va educata alla pluralità, al dialogo. Quindi è bene che loro sappiano orientarsi nei confronti di insegnanti, genitori, che sono prima di tutto persone diverse da loro.
Certamente, e poi c'è questa figura del volontario che viene vista magari un po' con uno sguardo un po' romantico, no? Sì, voi l'avete definito un po' un hippie poco pragmatico, invece parliamo di un educatore, un professionista che naturalmente viene formato appositamente e poi credo faccia continua formazione quotidiana a contatto con i ragazzi. Sì, la formazione c'è, spesso è invisibile, non si vede, ma non deve essere esplicitata con i titoli quanto nella pratica, che è appunto quotidiana. Spesso mi viene detto che lavoro fa lei, l'educatore, e di lavoro vero che lavoro fa? L'educatore, l'insegnante. La parola stessa, insegnante, è colui che quantomeno dovrebbe lasciare un segno. Educare, dal latino ex ducere, vuol dire portare, trasportare fuori quel mondo interiore che i ragazzi hanno e che è ricchissimo, di cui parlavo prima. Invece c'è ancora purtroppo la figura un po' romantizzata, come si diceva, dell'educatore, del volontario, ma anche più generalmente dell'insegnante o dell'assistente sociale, considerate come figure un po' hippie, anni 70, che non sanno bene quello che fanno e che fanno un lavoro che sembra poco pratico, poco pragmatico. Invece siamo dei professionisti, dei prof, io posso dire anche prof, e che ci formiamo in maniera continua e costante e insegniamo una cosa che è difficilissima, il dono della gratuità, cioè il dono di sé. Quando si parla di volontariato, appunto, la volontà è il concetto principale, quindi è una cosa che viene da dentro e che noi esprimiamo in una società di persone, perché noi siamo animali sociali, diceva Aristotele, quindi nessuno può vivere arroccato nella propria torre d'avorio senza avere a che fare con l'altro. Quindi il concetto... Si è bloccato un attimo il video di Fabio, allora approfittiamo per salutare. Eccolo, vai. Ecco, scusa se è andata via la voce, si è bloccata un attimo la connessione, grazie. Allora andiamo a Gianfranco Speranza che dovrebbe essere collegato. Gianfranco, buongiorno. A proposito di connessione, eccolo sì. qua. Eccolo, a proposito di connessioni, siamo connessi. Siamo connessi, bravo Gianfranco. Allora, Gianfranco Speranza, presidente, anima di questa associazione Sogno numero 2, che opera da addirittura 44 anni nel territorio, è parecchio, Parecchio, abbiamo visto la storia di Treviso, abbiamo visto come sono nate le prime cose spontanee, eravamo giovani, quindi rispondevamo anche ai nostri bisogni di spazi, bisogno di esprimersi, bisogno di creatività. Non è cambiato molto. Diciamo che le cose sono un po' più complicate. Sentivo così lontano il mio collega, collaboratore Fabio, che saluto. Sono complicate perché nel frattempo sono aumentate gli specchietti per le allodole di tipo materialistico, quelle cose che sembrano soddisfare, sembrano appagare, sembrano riempire le giornate, ma di fatto svuotano. Quindi si è perso un po' di spiritualità nella vita. E allora ecco che il gioco si fa duro e i duri giocano, bisogna giocare, quindi bisogna mettersi alla prova. Ci viene in aiuto la recente riforma del terzo settore, il riconoscimento finalmente è stato sancito. Non siamo dentro la Costituzione, attenzione, perché la Costituzione è del 48. Però quello che facciamo, che non si distingue dal primo e dal secondo settore, amministrazione pubblica e imprese, non è, anzi diciamo che potrebbe essere prioritario considerare il terzo settore protagonista del territorio, in quanto risponde in pieno ai valori della Costituzione, di tipo solidaristico, di tipo formativo, nel rispetto della persona. Ecco, tutte cose che danno valore adesso con la legge, con quella che è tutto il codice del terzo settore, danno valore al nostro lavoro finalmente. Adesso c'è il problema inverso, quello di dire: ma chi siamo noi? Sì, siamo un ente del terzo settore, cos'è questa roba strana? E allora bisogna andarlo a spiegare al primo e al secondo settore, ovviamente, perché la legge dice che adesso si deve parlare di una collaborazione in forma di coprogettazione, non più in senso verticale, quindi c'è qualcuno sopra e qualcuno sotto, ma in senso orizzontale. Quindi la coprogettazione tra pari, seduti a un tavolo per risolvere quelle che sono le difficoltà
del territorio. È un nuovo tipo di progettazione, per cui bisogna studiare, prepararsi e ovviamente essere disponibili. Qual è il vantaggio? Ma i vantaggi sono infiniti. Cioè, innanzitutto, visto che per nostra filosofia non consideriamo la società a settori o a target, non vendiamo merce, ma trattiamo con le persone, consideriamo la comunità come tale, come un'unità fatta di diverse sfaccettature, di diversi valori. E così anche nel chi gestisce queste cose, dovrebbe esserci la medesima coesione. Quindi non tanto fare le stesse identiche cose o fare un copia e incolla di una cosa verso l'altra, ma pensare quelle che sono nuove strade, nuove filosofie, nuove strategie. Ecco, opporre nuove strategie. Se si fanno insieme saranno forti. Ecco Gianfranco, giusto per capire, poi prima ne parlava Fabio, cosa state preparando anche per i prossimi mesi rispetto alla vostra attività, e poi avete l'estate che è ricca di iniziative per i ragazzi? Allora, penso che Fabio abbia parlato di formazione permanente. Questa cosa è partita nel 96 e non si è mai fermata, anche online quando è stato il problema del Covid, quindi siamo andati avanti sempre, non abbiamo mai lasciato i nostri ragazzi da soli, e parliamo di un confronto continuo settimanale con i ragazzi, continuo, libero, aperto. Tra le varie iniziative sono quelle che fanno un po' tutti, no? Si parla di centro estivo, noi poi facciamo un campo estivo esperienziale un po' particolare, diciamo che è un nostro marchio ormai consolidato, perché è esattamente 31 anni che ci interessiamo di adolescenti e preadolescenti. Una volta sono stato in Rai e ho parlato di questo tipo di progetto e mi è stato chiesto: ma in sostanza cosa fate? Ci interessiamo dei ragazzi considerati difficili, che poi difficili non sono, perché la difficoltà sta che bisogna capire quali sono i linguaggi nuovi e soprattutto adeguarsi, non mettersi sopra e pensare di saperne di più, assolutamente. Quindi durante l'estate abbiamo questa esperienza di 7 giorni in cui non esistono i cellulari. Pensate a una cosa strana, non ne hanno bisogno, non ne sentono il bisogno. 7 giorni senza media, senza cose che distraggono, ma dedicate alla comunicazione, alla relazione, allo stare insieme, al fare qualcosa di pratico, al gestire la vita di tutti i giorni. Questo è premiante, perché poi le soddisfazioni sono molti, ai ragazzi piacciono, soprattutto quelli che sembrano più duri, più infastiditi dalla vita, sono quelli che si aprono di più. Quindi per noi non esiste il ragazzo difficile, esiste che noi non sappiamo come parlare con loro. E poi ovviamente il centro estivo, però il centro estivo di Sogno numero 2 ha una particolarità, lo sa bene anche il nostro assessore di riferimento, il Comune di Treviso. Non è un parcheggio, non è un posto dove si portano i bambini là perché non si sa dove metterli, ma è un posto dove si fanno fare esperienze. La fattoria che abbiamo, visto delle foto che scorrono, abbiamo gli animali, prendersi cura degli animali, abbiamo tutta la parte che riguarda la coltivazione, l'orto, il mettere le mani in pasta, si dice. I ragazzi hanno bisogno di usare le mani, e non per il cellulare, hanno bisogno di usare le mani proprio sulla materia, perché hanno bisogno di radicarsi nella materia. È così che si sviluppa poi la personalità. Senta Gianfranco, vedo nel vostro, proprio nel manifesto che avete fatto del Summer Camp di Segonzano, che tra le attività, quello che diceva adesso, ma fa anche un po' specie, esercizio della parola, quindi no smartphone, avete scritto, e dell'ascolto, perché non si perde l'esercizio della parola e anche dell'ascolto, secondo lei? Diciamo che si perde perché è diventata una sorta di trasmissione di codici fiscali, quindi per sillabe, per contenuti iper ristretti, per faccine che poi si interpretano male, che dovrebbero giustificare le emozioni. Questa cosa fa perdere l'uomo. L'uomo non ha più senso di essere, si esprime come si esprimevano, forse peggio dei nostri antichi, quando disegnavano sulle grotte dei pittogrammi per esprimere delle cose, e siamo molto peggio di così. Quindi le emozioni non si possono scrivere, ma per quanto si possa scrivere sempre la parola col gesto, con lo sguardo, con la vicinanza, tutte queste cose che si sono perse. Attenzione, si sono persi, si sono leggermente messi in parte. Non voglio essere drastico, oddio, la fine del mondo. Diciamo che paghiamo un prezzo di un tempo in cui si è pensato che era sufficiente avere un cellulare per comunicare col mondo. Però se non hai i contenuti, cosa comunichi? Infatti la tecnologia si è adeguata e ha fatto in modo di farci comunicare il meno possibile. Per sintesi,
una sintesi che fa perdere l'anima, lo spirito. Senta Ecco Gianfranco, l'importanza chiedo della scusa, parola. chi magari non vi conosce, ricordiamo dove avete la sede se qualcuno vuole approcciarsi alla vostra realtà. Allora noi siamo in via Borgomestre 107 a Treviso e alle porte sud di Treviso, vicino anche alla struttura sportiva della Ghirala, siamo lì in concomitanza, insomma. È un luogo aperto, pur essendo protetto, e ha un bel 4.000 metri quadrati di verde, non ci sono le giostrine, nel senso che i ragazzi devono essere lasciati liberi di esprimere la propria fantasia, o c'è la morte o le giostrine. Innanzitutto perché poi, insomma, sono abbastanza noiose. 2, perché io quando ero piccolo non le avevo le giostrine e mi sono divertito lo stesso. L'importante è dare un luogo, ecco, un luogo in cui una persona si esprima. L'uomo ha bisogno di un luogo, no? Questo luogo può essere casa propria, assolutamente, ma per quanto riguarda la comunità è la piazza, piuttosto che i luoghi come questi, in tempi in cui si parla tanto di sicurezza, in cui c'è una sicurezza, c'è un controllo, ma c'è anche lo spazio e c'è anche il modo di muoversi in libertà. Grazie mille, allora il nostro tempo sta finendo, io vi ringrazio, lo so Gianfranco, che cose da dire ne hai un sacco, grazie di questa prima finestra, ma nulla vieta di poterci dare un appuntamento più avanti quando sarete nel pieno delle vostre attività. Io ringrazio Gianfranco Speranza, presidente dell'associazione Sogno numero 2 di Treviso, e l'educatore dell'associazione Fabio Delia di questa squarcio che ci avete aperto sulle vostre attività e su quello che è il mondo dei ragazzi e del volontariato. Grazie ancora, a prestissimo. Grazie a voi, grazie a tutto. Allora noi torniamo alla cronaca perché è pronto il servizio che abbiamo realizzato sulla vicenda dell'orsa catturata questa notte in Trentino, l'orsa JJ4 che è responsabile dell'uccisione purtroppo del runner Andrea Papi. Allora chiedo alla regia di mostrarcelo con l'intervento che ha fatto proprio il presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti. Il nostro personale forestale, il nostro corpo forestale è riuscito a catturare JJ4. L'annuncio lo dà direttamente il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'orsa JJ4 che qualche giorno fa ha ucciso nei boschi del Trentino Andrea Papi è stata catturata assieme a 2 dei suoi piccoli. Della cattura è già stato avvertito anche il governo, data la portata della notizia e della situazione, e il presidente della provincia fuga ogni dubbio. Il Trentino vuole abbattere l'orsa e aspetta solo l'ok del TAR. Vale per noi ancora l'auspicio che il TAR possa anticipare la propria decisione rispetto all'11 maggio, perché per parte nostra procederemo, se il TAR concederà ovviamente questo rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4. JJ4 ha dato altri segni di pericolosità e aggressività nei giorni scorsi, che vengono resi noti solo ora dal governo provinciale. È un'orsa pericolosa che in questi giorni, vi ringrazio per l'attenzione che molti di voi hanno avuto anche nel non diffondere notizie, ha dato segni di forte aggressività sulle fototrappole. L'orsa che ha ucciso Andrea Papi non è l'unico animale aggressivo in Trentino in questo momento. Puntare l'attenzione sugli altri 2 soggetti pericolosi, e cioè MJ5, per i quali c'è già un parere favorevole di ISPRA all'abbattimento, e M62, per il quale chiederemo ad ISPRA l'abbattimento. Risolta questa crisi, il Trentino vuole sfoltire il numero degli orsi presenti sul territorio e a conti fatti potrebbero essere fra 20 e 30 quelli considerati in più. Dove finiranno è tutto da vedere. Ugualmente importante, se non una volta risolto i problemi dei 3 esemplari diventa ancora più importante, è il tema del futuro del progetto e quindi del fatto che i numeri devono tornare a quella che era la loro originalità, cioè quello che era l'origine del progetto che voi ricordate prevedeva una 50ina di esemplari che si sarebbero dispersi sull'arco alpino. Quindi su questo è la preoccupazione della giunta provinciale, di questo dobbiamo lavorare. Così dunque il presidente Fugatti con gli aggiornamenti, lo avete sentito, sulla cattura dell'orsa. Adesso noi andiamo al bilancio del piano accoglienza freddo per l'inverno 2022-2023 del comune di Padova. I numeri parlano di un aumento purtroppo della marginalità.
Siamo riusciti ad accogliere 20 persone in più rispetto all'anno scorso, essendo partiti prima, il 15 novembre, e avendo chiuso dopo, il 15 marzo, l'accoglienza invernale. Non a caso utilizziamo adesso questo termine, accoglienza invernale, che è diverso da emergenza freddo. Questo perché, grazie alla straordinaria collaborazione tra settore servizi sociali, cooperative e associazioni, stiamo passando verso un'idea, una proposta di inverno che non sia un'emergenza, ma un vero e proprio piano. Grazie alle strutture del comune e dell'associazionismo, questo inverno sono state aiutate 20 persone in più, oltre a quelle conosciute dai servizi sociali. Numeri in crescita che raccontano di un aumento della marginalità. Abbiamo dato la possibilità a 142 persone di entrare nei dormitori, di cui 137 uomini e 7 donne. Di queste persone alcune hanno dormito magari una sola notte o in pochissime non si sono proprio presentate nella struttura assegnata, però sono numeri abbastanza rilevanti, di fatto ne abbiamo incontrati almeno il doppio. Quindi di persone che sono arrivate allo sportello, poi 142 effettivamente sono state accolte perché avevano i requisiti richiesti per l'ingresso. Oltre al restauro delle cucine popolari di via Tommaseo, ci sono altri progetti che saranno finanziati dal PNRR. Abbiamo portato a Padova non soltanto i finanziamenti necessari per la ristrutturazione delle cucine economiche popolari, ma anche per la ristrutturazione delle docce di Casetta Borgomagno, qui alle mie spalle, e per la ristrutturazione della cosiddetta casa ex Gabelli, dove durante il periodo invernale, anche in collaborazione con le cooperative, le associazioni e il territorio, accogliamo oltre 20 persone e saranno messi a disposizione dei fondi per l'accompagnamento di alcune persone senza dimora in casa. Questa è la sfida più difficile, ma è anche la più bella che vogliamo interpretare. Vi ricordo in chiusura quello che è il nostro sondaggio di oggi che vi abbiamo sottoposto riguardante l'orsa JJ4. Secondo voi va uccisa? Vi abbiamo raccontato che è stata catturata questa notte. Parliamo dell'orsa responsabile dell'uccisione del giovane runner Andrea Papi. Per rispondere di sì, come sempre, 0422 1626 691. Per rispondere di no, 0422 1626 690. Vi ricordo anche che l'esito del sondaggio lo riveleremo poi in prima serata a Ring. Il nostro vice direttore Ferdinando Avarino condurrà una nuova puntata relativa strettamente non solo ai fatti d'attualità, ma in particolare alle elezioni comunali di Treviso che si celebreranno tra circa un mese. Ospiti saranno Alessandro Manera della lista Conte, Franco Rosi di Treviso Civica, Valentina Manente del Movimento 5 Stelle, Roberto Grigoletto di Azione Italia Viva e Futura. Proprio alle 22:20 si parlerà di orso, cosa fare se lo incontro, naturalmente tema ispirato dai fatti di cronaca di questi ultimi giorni. Sarà ospite Nicola Bressi, zoologo. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante, diamo le previsioni del tempo, la pubblicità, poi torneremo con lo speciale a 3 dedicato all'ULSS 2 e ai suoi specialisti e parleremo in particolare di malattie genetiche del rene. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta temporaneamente sul nostro territorio, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di martedì 18 aprile. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 18-21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato in prevalenza con più nubi nelle ore pomeridiane.
Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.